Buonasera, benvenuti a quest'ultima puntata settimanale dell'Analisi e benvenuto all'assessore al turismo del Comune di Olbia, Marco Vargiu. Buonasera. Grazie, buonasera. Vargiu di ritorno dalla fiera di Berlino, in vetrina c'era anche la città, c'era anche Olbia. Prima di tutto, che aria tira tra gli operatori in vista della prossima stagione turistica? C'è un'aria comunque sia di ottimismo, nonostante le previsioni di più siano un po' scettiche. Io non mi azzardo assolutamente a fare previsioni, non voglio cadere assolutamente in questa trappola, però dopo anche, tra l'altro, un'ultima riunione che abbiamo fatto fra istituzioni comunali, operatori, c'era anche il CDA della Tirrenia, il Comune di Santa Teresa, vedo un moderato ottimismo, anche perché c'è da parte di tutti quanti questi operatori la voglia di superare questo catastrofismo diffuso e cercare con ottimismo comunque sia di rimboccarsi le maniche e guardare al futuro con lungimiranza. Lei ha parlato di catastrofismo, però insomma le mazzate continuano ad arrivare. L'ultima è quella di grandi navi veloci, che ha appena annunciato che non collegherà Olbia con Genova nella prossima estate, ha invece confermato il collegamento con Porto Torres. Un'altra mazzata questa, no? Sì, notevole, certo. Qui è un po', vorrei fare il ragionamento, un po' la metafora del gatto che si morde la coda, perché forse i traghetti, le tratte diventano meno frequenti, i prezzi diventano più cari perché si viaggia meno in traghetto, forse si viaggia meno in traghetto anche perché i prezzi sono più cari, quindi non so, sembra quasi un vulnus inarrestabile. Io credo comunque che questo problema del caro traghetti sia in qualche maniera da addebitare sicuramente anche a qualche manovra speculativa che io non conosco, ho cercato di rifletterci ma non riesco a individuarla, però anche al fatto che il turista italiano viaggia meno perché c'è una forte crisi economica nel nostro paese, quindi nel paniere di spesa di ogni famiglia italiana la quota da destinare alla vacanza è sempre inferiore, quindi se magari prima si riusciva a muoversi di casa per 2 o 3 volte all'anno e magari una famiglia riusciva a trascorrere le vacanze in Sardegna non solamente ad agosto, ma magari anche in un altro periodo dell'anno, oggi probabilmente è molto più difficile per via delle difficoltà finanziarie. Poi sai, bisogna considerare anche in Italia il calendario scolastico che obbliga le famiglie a viaggiare solamente l'estate, il calendario delle ferie, perché sicuramente anche le grandi aziende tendono a chiudere i battenti in determinati periodi dell'anno anche per realizzare delle economie. Per cui, per stessa missione dell'amministratore delegato di Tirrenia, la società riesce a realizzare un utile solamente per 35 giorni all'anno, per il restante periodo dell'anno purtroppo non ci riesce. Questo è il problema anche di tutte quante le altre imprese che operano nel settore turistico, utili concentrati in un periodo troppo striminzito dell'anno, negli altri mesi non si sa, si va forse un pochettino all'avventura. La fermo qua perché sennò parliamo solo di questo, invece siccome abbiamo poco tempo volevo toccare anche qualche altro aspetto. Abbiamo parlato di trasporti, però che ci sia molto da lavorare per migliorare anche l'offerta che viene data ai turisti è una cosa scontata. Lei ad esempio ha detto è ora di cominciare a imparare dai vicini, a copiare le cose migliori. A che cosa si riferiva nello specifico? Bisogna anzitutto fare riferimento, l'importante questione secondo me, in Sardegna è mancata e forse manca ancora oggi la volontà di fare politica economica. In quei settori che secondo me devono essere trainanti per la nostra economia, mi riferisco al turismo, all'artigianato, alle nostre produzioni tipiche e all'agroalimentare, tutti quanti settori che hanno bisogno di sostegno. Guardi, qui il suo programma si chiama Analisi, ci vorrebbe un'analisi molto articolata sicuramente, però ci sono alcuni aspetti che vanno presi in considerazione e approfonditi. Io ho letto che il Presidente della Giunta regionale in questa fine mandato varerà un nuovo programma, un New Deal. Io mi auguro che questo nuovo programma
tenga in gran considerazione le esigenze di questi 3 settori fondamentali, principalmente il turismo, e magari non sarebbe male più attenzione alla questione del caro trasporti. Perché non provare in quest'ultimo anno di mandato a sperimentare una politica di contribuzione, di abbattimento dei biglietti aerei, dei biglietti navali. Anziché la flotta sarda, lei dice? Anziché la flotta sarda, direi, anziché la flotta sarda. Una politica del genere, di abbattimento di questi costi, quindi continuità territoriale per i turisti, per il turismo, ma anche, perché no, per i sardi che volessero raggiungere la penisola per tutte le più varie esigenze. Senta, ma Olbia è davvero una città turistica? C'è chi pensa che questa storia di Olbia città turistica non stia più in piedi. Ad esempio, il segretario provinciale della CGIL dice che è una città di servizi e di commercio, un punto di passaggio e tale resterà, quindi meglio concentrarsi su altri settori. Non sono assolutamente d'accordo. Semplicemente perché, adesso non ricordo bene qual è l'estensione geografica del comune di Olbia, saranno forse, non so, qualche decina di chilometri quadrati, però è un'estensione, una superficie in cui c'è un bel concentrato di importanti risorse naturali, risorse che riguardano il mare, la città, la campagna, la montagna. Ad esempio, qualche domenica fa sono andato a visitare Monte Pino e ho visto il bellissimo lavoro che ha realizzato l'Ente Foreste. Dagli operai che lavorano là mi è stato riferito che nella bella stagione diversi turisti stranieri si recano a Monte Pino per vedere il bel panorama, fare delle passeggiate, trekking, mountain bike e via dicendo. Quindi abbiamo veramente in pochi chilometri quadrati un gran concentrato di risorse culturali, archeologiche, enogastronomiche. Il problema è farle conoscere. Il problema è, per questo io sono convinto che la città di Olbia, dico il territorio di Olbia, sì. Il territorio di Olbia si presti a importanti finalità turistiche. Dobbiamo essere capaci, certo ci vorrebbero anche delle adeguate risorse finanziarie a promuovere il nostro territorio. Senta, però sembra sempre il solito ritornello, no? Ridilatare la stagione e portarla a 8-9 mesi sono cose che sentiamo ormai da tempo immemorabile, ma non pensa che il problema invece sia quello inverso, cioè la stagione turistica via via si sta riducendo e comprimendo sicuramente. C'è anche un altro aspetto. Se prima magari quei 60-90 giorni di stagione erano sufficienti per poter tirare avanti, oggi invece con la grande concorrenza nazionale e internazionale i ricavi si sono contratti parecchio, basta vedere anche quelle che sono le tariffe alberghiere della città di Olbia. Dormire in un 4 stelle a Olbia costa forse meno che dormire in un 4 stelle a Nuoro, con servizi molto probabilmente anche superiori. Quindi meno ricavi, meno guadagni, per cui quei 3 mesi non sono probabilmente più sufficienti per garantire una buona redditività. Se poi con l'aumento della pressione fiscale e tutte quante le altre queste negatività, voglio dire, ci rendiamo conto che questi 3 mesi non sono più sufficienti. A proposito di prezzi, a Berlino, da dove sta arrivando, avrà sicuramente preso un taxi. Ha notato qualche differenza di prezzo con i nostri collegamenti in taxi? C'è, sì, beh, non ci nascondiamo sicuramente dietro un dito, sì, le tariffe sono inferiori, ho visto delle tariffe inferiori, certamente, a giustificazione comunque della categoria di questi artigiani. Si può dire che un tassista a Berlino lavora bene per 12 mesi all'anno. Voi come amministrazione avete sempre detto che vi siete trovati alle prese con una eredità pesante lasciata dalle precedenti amministrazioni e ad esempio dal punto di vista del settore turistico, del suo assessorato, che cosa ha trovato di pesante o indesiderato, diciamo? Di pesante, di indesiderato ho trovato anzitutto in ambito comunale l'assenza totale di impiegati comunali che si dedicassero al turismo. Questo è anche, si può fare anche un utile raffronto con un altro comune costiero che è Alghero, che invece ha una
apposita fondazione, che adesso non so bene se sia una diretta derivazione della vecchia azienda autonoma di soggiorno, ma non credo, non ho potuto investigare a riguardo, però è comunque un ente che dipende direttamente dal comune di Alghero e si occupa di turismo. Io, guardate, spesso anche per curiosità sollevo la cornetta, chiamo qualche ufficio turistico di qualche altro comune per vedere se sta lavorando, se sta funzionando e se effettivamente, come pubblica sul sito internet, è aperto in quegli orari di quella settimana. E così è, ed è per questo che e lo ritengo anche un successo del mio assessorato, il 7 luglio del 2012 è stato aperto il primo ufficio turistico comunale con funzioni anche di infopoint e di centro assistenza per il turista. Avete pensato a una migliore segnaletica magari per il futuro, visto che ancora è abbastanza difficilmente individuabile? Insomma, difficilmente, non proprio, però bisogna cercare. Per me è abbastanza individuabile, sì. Per me è abbastanza ben individuato. Devo dire, chi ha bisogno ci ha sempre trovato, poi anche, sai, se qualcuno ha qualche passante, il turista ha delle necessità, basta che si rivolga a un vigile urbano, una guardia municipale, e viene subito indirizzato al nostro ufficio. I risultati sono molto buoni, sia per l'assistenza diretta vis-à-vis con il turista, sia anche per l'assistenza telefonica, via mail, via internet. Guardi, consideri che noi settimanalmente o quasi spediamo materiale in tutti quanti gli angoli del mondo, perché poi tutti quanti i contatti che raccogliamo durante i viaggi, le fiere, cerchiamo di fidelizzarli per tutto quanto l'anno, li coccoliamo così come deve essere fatto. E comunque il primo infopoint nella storia di Olbia comunale. È il primo infopoint comunale della storia di Olbia. Sicuramente non voglio autocelebrarmi, però sicuramente è una cosa che mi rende molto orgoglioso. Ci rimane un minuto per dare magari un segnale ottimistico, se ce la facciamo, visto che gli indicatori per Vargio non l'ha detto, ma insomma tutti sanno che non lasciano presagire molto di buono. Ma in autunno qui nel territorio di Olbia ci sarà un evento importante sportivo che è l'Olimpiade di Enduro. Che cosa deve sapere la gente di questo evento che probabilmente forse non sa, in particolare gli operatori turistici? Grazie per darmi questa opportunità. Gli operatori turistici non sono assolutamente sprovveduti, anzi dimostrano molta professionalità, quindi sono a conoscenza comunque di questo importante evento. Tra l'altro anche le associazioni di categoria ci hanno contattato, si stanno dando molto da fare proprio per cercare di comunicare l'importanza dell'evento. È l'evento secondo me più importante di tutto quanto il 2013 in Sardegna, per il previsto flusso turistico, per la partecipazione. Stiamo parlando di circa 40 nazioni partecipanti per un 700-800 atleti, stiamo parlando di presenze quanto si prevede? Previste per 20.000 presenze almeno, molto importante. Guardate, una cosa del genere secondo me né a Olbia, ma forse neanche in Sardegna c'è mai stata, per quello che io posso ricordare. Smentitemi se magari ricordo male, però è per questo che io vorrei che ci fosse da parte del Comune di Olbia. Sicuramente c'è, perché ci stiamo lavorando da un paio d'anni, vorrei che ci fosse altrettanto interesse anche dalle istituzioni sovracomunali. Con la provincia c'è una proficua collaborazione, la regione un po' meno. La regione so che comunque è stata contattata, aspettiamo le risposte che questo evento merita. Purtroppo io non posso evitare di dire che troppo spesso, quando è il nord Sardegna a chiedere aiuto alla regione, non ci sono le risposte che si desidererebbero. E con questo messaggio rivolto a Cagliari. Speriamo che io sono fiducioso, quindi saluto i colleghi della regione, per favore, dico, ma dateci una mano. Non per Marco Vargio, non per l'assessore, ma per tutto quanto il territorio comunale di Olbia, il territorio gallurese, anzi perché questo evento interessa tutta la Gallura. Bene. Abbiamo sforato anche questa volta, me ne scuso con la regia e con i programmi successivi. Grazie a Marco Vargio per aver partecipato all'analisi. Noi ci risentiamo la prossima settimana. Grazie a tutti, buonasera. Buonasera, grazie.